Pronti per il nostro consueto appuntamento annuale con il presidente Sandro Morgana, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ben trovato, presidente. Buongiorno, ben trovato anche a lei, è sempre un piacere vederci, stare insieme, parlare di calcio. Parlare anche di calcio, no? Assolutamente. Allora, siamo già quasi a metà della seconda parte della stagione. Che tasso tecnico hanno espresso quest'anno le squadre dilettantistiche? Parliamo soprattutto di eccellenza, promozione e prima categoria. Che impressione le hanno fatto? Io credo che confermiamo gli standard della scorsa stagione. Abbiamo sempre 2 campionati di eccellenza che sono stati e che sono molto combattuti, e lo sono al di là delle posizioni di classifica, perché riscontro che nessuno, come dire, fa un passo indietro, quindi ognuno se la vuole giocare giustamente fino all'ultima partita, perché io ricordo che in seguito ci sono sempre, per l'eccellenza, gli spareggi nazionali che potrebbero dare la possibilità a regioni come la Sicilia, che hanno 2 campionati di eccellenza certamente molto, molto forti, molto competitivi, possono dare la possibilità di aggiungere altre promozioni. Quindi complessivamente devo dirle che sono contento per il livello tecnico, sono contento per quello che si sta facendo e naturalmente, al netto degli episodi che destano dispiacere in tutti noi e che, se vuole, dei quali possiamo tranquillamente parlare. Anche se un po' meno rispetto allo scorso anno. Sì, è un po' meno, ma ci sono episodi un po' più gravi, cioè questa diciamo che la graduatoria nazionale non ci vede al primo posto, siamo intorno al 4° o 5° posto, ma gli episodi sotto il profilo della gravità, naturalmente, secondo una stima che fa l'osservatorio dell'AIA, in Sicilia ci sono stati alcuni episodi classificati molto gravi, e quindi questo deve ulteriormente determinare in noi grande attenzione sotto tutti i punti di vista. Ecco, il mio invito, se vuole, chiamiamolo così, è quello di abbassare i toni, di ricordare sempre che si tratta di un evento sportivo. Assolutamente che sì. Non dobbiamo prenderci dispiaceri che vanno al di là del risultato sportivo, perché quello è il dato. E invece, purtroppo, alcune volte assistiamo a fatti che ci dispiacciono assolutamente, ecco. Parlando sempre del campionato di eccellenza, comunque sottolineiamo la presenza di capoluoghi di provincia che possono ulteriormente migliorare anche il tasso tecnico, chissà, per la prossima stagione. Voglio fare l'esempio di Caltanissetta, di Enna, il possibile ritorno anche del Paternò e poi anche del Pro Favara, a dimostrazione che comunque l'investimento anche in queste città credo che sia considerevole. Certo, ma infatti io dico questo. Senza fare previsioni su chi vincerà il campionato, chiunque esse siano, le 2 squadre che non lo vinceranno, tanto nel girone A tanto nel girone B, stante l'attuale classifica, sono squadre che, a mio modo di vedere, se la potranno giocare bene a livello nazionale contro le altre regioni, avendo delle grosse chance di vittoria, certo. Di ben figurare. Voglio dirgliene un'altra. Il calcio siciliano va bene non soltanto in eccellenza, in promozione, in prima categoria, dove i campionati sono assolutamente molto, molto competitivi, ma va bene anche in Serie D, come lei sta vedendo. La parentesi Trapani adesso la discuteremo. E non solo Trapani. Assolutamente. Sì, Beh, allora l'ha tirata fuori questa cosa sì. del Trapani, e sono assolutamente concorde con lei nel dire che effettivamente a Trapani di investimenti ce ne sono stati, tutti positivamente raccolti anche dalla cittadinanza. A Trapani c'è grande entusiasmo, c'è entusiasmo nel mondo del calcio, c'è entusiasmo nel mondo del basket. Il presidente Antonini sta facendo investimenti importanti, guarda lontano, non c'è dubbio che guarda anche al ritorno del Trapani nelle massime serie, e questo lo fa con condizioni, diciamo così, di grande sicurezza, che sono quelle che sta dimostrando in questi giorni. Ma io volevo dire, al di là del Trapani,
è importante il fatto che quest'anno probabilmente non retrocederà nessuna siciliana. Probabile, e quindi noi andremmo con le 2 promosse, andremmo a 11 squadre che potrebbero aumentare ancora di più. Con la vittoria, ecco, in questo caso, ecco, secondo me questo è un risultato veramente molto importante per il calcio siciliano, di grande proiezione anche futura. Quindi io per esempio già nel mio piccolo immagino il prossimo anno un campionato Under 19 riservato con gare di andata e ritorno, riservato alle sole squadre che hanno fatto che faranno il campionato di Serie D la prossima stagione, certo. Cioè senza fare, diciamo così, la partecipazione ai campionati provinciali con le altre società, cioè riservare un loro spazio. Credo che il numero ci consenta. Il tasso tecnico aumenterebbe, soprattutto nei settori giovanili. Non c'è dubbio. Ritornando al discorso del Trapani, mi viene spontaneo pensare che mannaggia quest'anno il Siracusa si è trovato sul suo percorso comunque questa squadra forte del Trapani, un Siracusa che comunque ha anche investito e che merita grande rispetto. Assolutamente, che merita grande rispetto, che ha fatto grandi investimenti, che rappresenta una città molto importante, una dirigenza abbastanza ormai qualificata, quindi certamente, ma vede, in Serie D però quest'anno rispetto agli altri anni, ecco, se la sono giocata tra squadre di Serie D, non c'è stata la squadra che rappresenta una grande città, Palermo, Catania, Bari, che è stata proiettata per effetto delle regole federali e poi hanno fatto, diciamo, investimenti che le altre non hanno potuto seguire. Quest'anno non c'è stata, ma c'è stato Antonini che ha fatto la differenza sotto il profilo degli investimenti. È vero. Ritornando a parlare sempre di Serie D, però, Presidente, io le faccio una domanda che le feci anche lo scorso anno, soprattutto per quanto riguarda i playoff. Ho avuto modo di parlare con moltissimi dirigenti, chiaramente di squadre partecipanti al campionato di Serie D, e c'è questo malumore su questi playoff che determinano soltanto un piazzamento sul ripescaggio. Si è mai pensato, chiaramente a livello nazionale, di portare, allargare la possibilità di playoff con una squadra che vincendoli possa passare di categoria? Ecco, io diciamo che è un argomento che si affronta spesso, io affronto spesso con le società, con tutti quelli che me lo chiedono. Ad oggi noi abbiamo questa condizione che dalla Serie C ne retrocedono 9 e 9 ne debbono salire, non ci sono altri spazi. D'altra parte, se lei ha seguito le questioni riguardanti la Serie A, la Serie B, si renderà conto che quando lei chiede di aumentare il numero delle retrocessioni ci sono, ecco, la Serie A per esempio è ferma sul fatto che non vogliono scendere al di sotto delle 20 squadre, mentre invece noi riteniamo che probabilmente sarebbe giusto farlo. La stessa cosa per la Serie B. La Serie C è un campionato che ha grandi difficoltà sotto certi punti di vista, però quando noi parliamo della Serie D, che è il primo campionato dei dilettanti, non possiamo farlo senza tenere conto di quella che è la prospettiva di chi sta immediatamente sopra di noi, che è la Serie C. Quindi se noi dobbiamo ragionare di un fatto che riguarda evidentemente, come è giusto che sia, anche la possibilità che tutte le vincenti ai playoff fanno un loro piccolo torneo per portarne una, questo va fatto con la Serie C, va fatto in sede federale, perché non può essere solo il ragionamento della Serie D, ma è un ragionamento più ampio. Femminile, perché ogni volta che io parlo di femminile lei giustamente luccicano gli occhi, e siamo contenti perché quest'anno 2 gironi con più squadre, ancora un'ulteriore crescita del movimento. Noi siamo a 12 squadre, stiamo tenendo bene il passo, abbiamo fatto 2 gironi con questa formula che ho voluto, che che fa poi due prospettive, una di promozione e una invece finalizzata ad un premio in denaro, proprio per continuare a fare giocare, ad incentivare. La prima, evidentemente, le prime 6 che adesso si stanno giocando, diciamo, la possibilità di andare al campionato di Serie C, e ci tengono in molte, stanno facendo un bel campionato, ma la cosa importante non è soltanto il campionato di eccellenza, la cosa importante è
che siamo presenti in tutte le attività giovanili, l'Under 19, l'Under 17, l'Under 15, l'Under 12. Ci sono società che ci stanno dando una grande spinta perché ci credono veramente, il Palermo, il Catania, la GSL di Brovolo, la squadra di Marsala, cioè Siracusa, sono tutte società che stanno facendo quello che è giusto fare, cioè il collegamento con una prima squadra maschile, quindi questo da esempio anche per nuove realtà che vogliono crescere. E i progetti del comitato regionale, Ragazze con i Tacchetti, quest'anno sta vedendo la partecipazione di tante scuole calcio, quindi è veramente molto, è finanziato dalla Lega Dilettanti, è veramente molto importante, ma abbiamo anche un altro progetto che abbiamo presentato a finanziamento alla LND che è conseguenziale al progetto Ragazze con i Tacchetti, perché Ragazze con i Tacchetti lo facciamo nelle scuole elementari mentre invece quello lo faremo nelle scuole medie, nelle scuole superiori, c'è una sorta di continuazione, quindi è un progetto importante perché attraverso questi progetti noi promuoviamo il calcio femminile nelle scuole e risolviamo quello che è il problema sostanziale delle società alle quali mancano le calciatrici, quindi noi dobbiamo trovare e dobbiamo convincere le bambine, le ragazze che giocare a calcio è bello, fa bene alla salute ed è uno sport meraviglioso che anche le donne possono. Assolutamente. Under 15, Under 17, Under 19 pronti per partire in Liguria per il torneo importante delle regioni, un torneo molto ambito da tutta Italia. Tornare a casa con una bella vittoria sarebbe certamente una bella cosa. Una bella cosa, noi siamo, come dire, ci stiamo preparando molto bene, abbiamo un po' rinnovato nel calcio a 11 il quadro dei nostri tecnici. Ho dato questo incarico di coordinatore tecnico di tutte e 4 le rappresentative di calcio 11, perché c'è pure la rappresentativa di calcio femminile. Certo. Ho dato questo incarico a Pierpaolo Alderisi, che oltre ad essere persona a me vicina, perché è ovvio che quando uno dà un incarico di questo genere c'è un rapporto fiduciario, c'è un rapporto di amicalità, altrimenti non si dà. Di reciproca fiducia. Poi se me lo consente. Assolutamente sì, poi insomma su Pierpaolo. Anche di affetto personale, quindi. Con Pierpaolo abbiamo un po' ricostituito i gruppi tecnici delle altre rappresentative, abbiamo confermato Daniele Di Salvo nella rappresentativa Under 15, Antonia Giammanco in quella femminile, abbiamo preso Mancano, un nuovo allenatore nell'Under 17, abbiamo affidato allo stesso Alderisi il compito di guidare l'Under 19, devo dirle che io le ho viste tutte e 4. E sono assolutamente soddisfatto. Anche perché è da troppo tempo che manca questo torneo nella bacheca siciliana. Da troppo tempo. Il mio problema non è tanto vincere, è ovvio che se vinco sono contento. Ci mancherebbe. Adesso faremo il discorso del calcio a 5. Se vinco sono contento, ma ciò che mi interessa particolarmente è il comportamento. Chiaro. Perché è chiaro che le rappresentative regionali debbono dare un esempio a tutti dal punto di vista del comportamento, oltre che dal punto di vista del gioco, e questo comportamento deve riflettere quelle che sono le mie desiderate, le cose che io ho sempre detto, che ho sempre predicato, quindi chi sta con noi non può non comportarsi bene. Io faccio una lotta giornaliera contro la violenza. È chiaro che chi si comporta male nelle proprie squadre non può venire in rappresentativa, viene messo fuori e deve fare capire ai propri compagni, e tutti devono vedere che non viene rappresentativa perché si è comportato male. Giusto. Quindi questo è anche un piccolo segnale che cerchiamo di dare a tutti, quindi voglio dire, al netto di questo sono contento. Poi il torneo è un torneo difficile, dove ci sono tante regioni attrezzate, preparate, ma ne potrei fare il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Sicilia, la Puglia.
la Sardegna, cioè tutte squadre, le Marche che vogliono assolutamente vincere. E ci sono poi anche gli outsider, certo. Quindi è chiaro che noi andiamo preparati, che siamo la Sicilia, che io dico sempre devono essere loro a temere noi. Se facciamo risultato sono contento, se non lo facciamo sono contento lo stesso, a condizione che ci siamo comportati bene. Questo è certo, ci mancherebbe. Tra l'altro poi dopo in Calabria ci sarà anche lo spazio dedicato al calcio a 5. In Calabria ci sarà il torneo delle regioni del calcio a 5, dove noi siamo campioni uscenti, sì, diciamo nella categoria Under 19 e vice campioni nella categoria Under 17. Nel calcio a 5 il ragionamento è diverso, per il semplice motivo che la Sicilia si conferma come prima regione d'Italia per numero di tesserati, per attività, per numero di squadre, per tutto quello che noi facciamo per la promozione del calcio a 5, e questo ci viene riconosciuto da tutti, tanto che Massimiliano Bilcher è il coordinatore, è stato nominato ora dai suoi colleghi rappresentante dei responsabili regionali. Per carità, è un incarico non previsto dalle norme, ma che certamente ha la sua importanza. Chiaro. In relazione al fatto che rappresenta la regione più importante. Ovviamente lì le aspettative sono diverse, cerchiamo di fare sempre bene, poi sa, il calcio è bello perché si può vincere, si può perdere, non bisogna farne tragedie. Anche in questo caso noi lì abbiamo confermato i 4 tecnici della grosso scorsa modo, stagione, sì, giusto. Con coordinatore Nello Cavarra, quindi un gruppo molto ben omogeneo, fatto da persone preparate, da persone che amano il calcio a 5. Sono convinto che faremo bene. È un anno importante, anno olimpico, ci sono gli europei di calcio, insomma ancora una volta lo sport diventerà protagonista in quest'estate 2024. Potrebbe essere questo un'ispirazione per tantissimi giovani che vogliono avvicinarsi allo sport, certo, al calcio in modo particolare. Certo, queste manifestazioni anche se il calcio, diciamo, potrebbe, è lo sport più popolare in Italia, però fare manifestazioni di questo genere così importanti non c'è dubbio che avvicinano i ragazzini, così come se noi facciamo uno stadio nuovo ci rendiamo conto che ci sono state realtà dove c'erano 50 partecipanti alle scuole calcio, sono diventati 150, chiaro, 120, chiaro. Lo stadio nuovo, il terreno in erba artificiale, come dire, invoglia le persone a partecipare. Io parto sempre dall'idea che comunque la promozione di uno sport nasce anche dalla comunicazione. Un paio di anni fa il miracolo dell'Italia femminile al mondiale ispirò chiaramente tutto il movimento. Non c'è dubbio. E questo aiuta. Ha fatto bene a tutto il movimento, ha aiutato, ma io voglio dire, avendo fatto per 5 anni il coordinatore del Dipartimento della Lega Dilettanti e avendo lavorato proprio alla riorganizzazione, quando arrivammo noi alla riorganizzazione, diciamo così, anche sotto il profilo dei format del calcio femminile, devo dire che questo è stato il punto di massima promozione del calcio femminile, ma io credo che la differenza l'abbiano fatta il fatto che molte squadre professionistiche, a partire dalla Juventus, hanno deciso di investire nel femminile, e facendo secondo me un errore nell'immediato, cioè quello di volere subito il professionismo, perché questo ha determinato difficoltà per tante squadre di puro settore femminile che purtroppo non possono reggere. È stata un'accelerazione troppo esagerata. Si ci doveva arrivare, probabilmente si ci è arrivati troppo presto, bisognava frenare un po', però va bene così. Per quanto riguarda invece il discorso dei giovani, dei giovanissimi, l'idea di inserire quest'anno la categoria Elite, che risultati ha avuto la federazione? Guardi, secondo me abbiamo fatto un investimento importantissimo, perché sono 2 campionati che ci stanno dando grande soddisfazione, tanto nell'Under 17 quanto nell'Under 15. Abbiamo fatto qualità,
abbiamo preso le migliori società, abbiamo determinato un processo di promozione e retrocessione con le categorie regionali. E questo serve da stimolo. Serve da stimolo, e dalle categorie regionali alle categorie provinciali, quindi non sono tornei che diventano campionati in tutti i sensi. E il risultato che sto vedendo è di grande partecipazione. Come dire, questi due campionati erano iniziati un po' con qualche fibrillazione di troppo, abbiamo incontrato le società, abbiamo parlato, ci siamo confrontati, mi pare di poter dire tranquillamente che si è rientrati in un contesto. Quindi soddisfatti tutti, non soltanto la federazione, ma anche soprattutto le società che hanno visto un'ulteriore qualità. E poi c'è come lei può ben comprendere, dalla Elite retrocederanno dai 2 gironi 6 squadre, quindi 6 ne saranno promosse, le 4 vincenti 4 gironi del regionale più le 2 vincenti playoff, quindi andranno 6, saranno promosse, 6 retrocedono. Sono stimoli, quindi che per i ragazzi servono, fanno bene, tra l'altro noi faremo una fase finale della categoria Elite che farà incontrare la prima del girone A contro la seconda del girone B e viceversa, e le vincenti di questi 2 spareggi faranno una finale regionale. Quindi una bella soddisfazione, chiaramente. Sì. Ci avviciniamo verso il torneo delle regioni, ma ci avviciniamo verso Pasqua, e poi queste manifestazioni importantissime serviranno certamente per alimentare ancora di più la voglia di giocare in un bel campo, soprattutto. Allora, l'auspicio è, secondo me, che innanzitutto dobbiamo giocare un bel calcio, e quando diciamo che dobbiamo giocare un bel calcio significa un calcio che sia scevro da violenze di tutti i tipi e di tutti i generi. Io voglio cogliere l'occasione per fare un augurio di buona Pasqua a tutto il sistema, ai dirigenti, ai calciatori, agli allenatori, soprattutto agli arbitri, perché io credo nel fatto che l'AIA stia lavorando molto bene, che naturalmente abbiamo bisogno di tempo perché il Covid ci ha devastati a tutti, abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di recuperare anche tante vocazioni che sono andate perdute, abbiamo bisogno di aiutare questi ragazzi. Io da tante parti rilevo sempre con gli arbitraggi ovviamente lamentele eccetera eccetera, io dico a tutti che bisogna avere fiducia e pazienza, dobbiamo dare fiducia, dobbiamo tenere i toni molto bassi perché elevarli non serve a nulla. Questo riguarda tutti, Chiaro. perché sai, io faccio giornalmente tanti sacrifici per mantenere il sistema in equilibrio, per fare in modo che tutto vada nel modo giusto, però è evidente che mi rendo conto che ci sono sempre delle dinamiche che possono sfuggire al controllo, e quindi per fare sì che questo avvenga è necessario che tutti entriamo in questa dimensione di serenità, di tranquillità, e di capire che poi alla fine, sì è vero, si fanno investimenti, si spendono soldi, però è sempre uno sport. È sempre uno sport. Allora, un in bocca al lupo per il torneo delle regioni, un buon proseguo di fine stagione. Evviva il lupo, evviva il lupo. Viva il lupo, e poi Grazie. chiaramente l'aspettiamo per il grande evento dei Penalty Awards, il grande evento del calcio Il dilettantistica. 19 naturalmente farò di tutto per esserci, anche se poi ormai mi sto rendendo conto che ogni mese ha le sue caratteristiche. Certo. Giugno siamo, però speriamo, incrociamo le dita. Il 19 a Caltanissetta non posso non esserci. Grazie Presidente. Grazie a lei, grazie sempre.